Amici e Vali, buon pomeriggio, benvenuti allo stadio Mario Battaglini di Rovigo per il secondo turno di IPCR Qualifying Competition. Di fronte la FCZ Rugby Rovigo Delta e il Patarò Calvisano. Con noi Rocco Salvan. Ciao Rocco, bentornato. Buongiorno a tutti, ciao Andrea. Come vedi, anche qui una situazione di gioco che si ripropone contro Rovigo. La possibilità dell'intercetto. Giochiamo sempre molto alti, la linea difensiva di Calvisano spara molto e noi rischiamo sempre questa situazione di gioco, no Rocco? Sì, ma qui è stato probabilmente il passaggio è stato un po' forzato, però alla fine è andato bene perché non è stato né intercettato e neanche è stato perso il pallone. E mentre è molto interessante il gioco successivo con la conquista di terreno e non solo, ma Rovigo che torna anche in possesso del pallone nei 22 avversari. Ha giocato veramente sul tempo l'ala di San Donà. Nel frattempo vediamo Stefan Basson che ciabatta un po' la trasformazione, ma vedremo se sarà la possibilità insomma di scontrarsi anche per loro. Pasini, muove Vale, Matteo Ferro centralmente. Edo Lubian, attenzione, Rovigo si può distendere con Roscoe McCann, il sostegno esterno di Stefan Basson. Scivola McCann, un placcaggio di passare per l'Italia, ma sono state meteore e invece Stefan ha comunque negli anni assicurato sai, al 50esimo, al 60esimo anche chi magari è un po' meno dotato fisicamente può fare la differenza grazie antisportivo, anzi c'è andato in maniera rude ed efficace. Stefan al piede, la direzione era buona, la potenza no, delle scarpe che sta usando in una maniera quasi... Sbaglia ancora, non è da Stefan, forse le scarpe vanno cambiate. Ruffolo, andiamo a impostare il drive, cade subito l'avanzamento rosso-blu. Ho qualche dubbio su questo intervento difensivo di Calvisano. Sì, abbastanza scomposto direi. Calcio dietro la prima linea per Majstorovic e in qualche maniera la tiene Majstorovic e c'è la meta, ha lasciato giocare Dennis riesce a mantenere viva e comunque esce direttamente. Non è che lui si aspettava la salita a rush della difesa calvina, quindi non una copertura dietro. Però la decisione, quella di calciare, l'aveva già presa, per cui nel momento in cui l'ala poi rimane dietro deve avere il piano B, no? Certo, deve adattarsi a quella che è stata la difesa altrui. E probabilmente lo schieramento offensivo di Rovigo non era per poterlo giocare quel pallone. Attenzione Calvisano al largo, arriva alla meta, Calvina, penso sia Zilic. Non è semplice la trasformazione per il livornese. Non sembra male stavolta però, Infatti la mette, così fa, Alberto Chierci però ancora lui. È duro lo scontro, ma c'è la pressione di Guido Barion. Sale a difesa rosso-blu, muovono l'ovale i giocatori Calvini in maniera non ortodossa sicuramente. Tuivaiti cade, riesce a mettere a disposizione in qualche maniera l'ovale, altrimenti c'erano le mani dei difensori rosso-blu pronte a scippare la palla al neozelandese. Prova Cicchinelli, Alberghini muove l'ovale fuori per Dalzilio che riesce a far fuori Denis Majstorovic. Sì, sfruttando un mezzo velo del compagno che gli stava davanti. Tuivaiti per Paz, ancora giocano i Calvini, questo va messo giù al largo, attenzione Lusandre Luz, meta del Calvisano. Portarsi in vantaggio per la prima volta in questo match. È stretta trasformazione di Chiesa, l'ha fatta sua. Vediamo ancora Mantelli, sale a difesa di Calvisano, muove al largo per Stefan Basson, prova Stefi, è rincorso dai giocatori del Calvisano, non c'è nessun tipo di sostegno, però riesce a rimbalzare. Qua diciamo ha fatto un po' di tutto su Stefan, qua possiamo muovere al largo il più possibile. Mamma mia, c'è una situazione di gioco che poteva favorire alla grande i giocatori rosso-blu, non siamo riusciti a sfruttarla. Riproviamo, ancora un Denis Majstorovic, prova lui, uno float che non era male, non ha ricevuto un sostegno. C'è il giudice di linea che alza la bandierina, probabilmente vorrà ravvisare qualche irregolarità da parte di Calvisano, crediamo. Probabilmente sul placcaggio a Basson di prima. Qua viene imbragato bene le seconde due partite in campionato. Parte Stefan Basson, sembra buona trasformazione di Stefan sulle bandierine. Si prende responsabilità di questo calcio
e lo sbaglia. Eh sì. Vediamo Mantelli. Palo di Mantelli, giochiamo questo vale. Non riusciamo. Pronto anche Ortiz. L'introduzione di Rovigo sembra vincente. Stefan solitamente questa la fa anche bendata. E così è. E qua c'è, mamma mia. E qua bravo Edo Ruffolo. Pensavo che ci fosse indecisione fra Ruffolo e Pavanello, forse in realtà così non è. Distendiamoci. Che brutte cose. Che brutte cose. Che brutte cose. Meta di Susio. Un po' va a vanificare tutto il lavoro fatto durante il match da parte di Rovigo. E Brancoli metterlo giù. Paz. Porta chiusa. Sì. Qui bravo Brancoli a mettere pressione. Tuivaiti messo giù da Balboni e Boggiani. Attenzione al largo. Enrico Luchin. Altra fase per Calvisano. Dentro i 22 rossoblù. Prova il drop Chiesa. E mette il drop Chiesa. E finisce il match con la vittoria di Calvisano su Rovigo.